Direi che in buone mani, nelle mani di Matteo Salvini, il quale sta parlando con il Premier Conte e il Vice Premier Di Maio, troveranno ovviamente, come si dice, la quadra rispetto a questo tema. È irrinunciabile la partita dell'autonomia, visto e considerato che ormai quasi tutte le regioni italiane stanno chiedendo l'autonomia. L'autonomia è in buone mani. Luca Zaia è tornato in Veneto da Roma con sensazioni positive. Ha lasciato a Matteo Salvini un dossier da portare al confronto con l'altro socio di maggioranza del governo, Luigi Di Maio, e con il Premier, Giuseppe Conte. Vedo impegni, vedo anche volontà di portare avanti velocemente la partita. Abbiamo sostanzialmente la necessità di sottoscrivere l'intesa e poi l'altra fase importante è quella di discutere del tema in Parlamento. Il Parlamento potrebbe decidere di discuterne prima e firmiamo l'intesa dopo. La verità è che questo è un processo storico, una grande riforma e ha bisogno dei tempi delle grandi riforme. Non è una giustificazione, ma glielo dice una persona che ha portato avanti un referendum che qualcuno considerava impossibile, ma poi l'abbiamo realizzato. Resta qualche dubbio sulla resistenza del Movimento 5 Stelle che appare spaccato in un paradosso politico. In Veneto ha sostenuto la riforma, nel resto d'Italia invece frena. Ormai questa resistenza non ha nessun senso, ammesso non concesso che ci sia, visto e considerato che la quasi totalità delle regioni italiane chiede l'autonomia. Se dovessimo pensare a quelle che ancora non l'hanno chiesta, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Basilicata e alla Calabria. Tutto il resto è autonomia, il che vuol dire che in ogni regione dove tu vai a chiedere consenso, a proporre azioni di governo, devi prendere atto che in quelle regioni, 17 su 20, c'è autonomia o si vuole autonomia. Insomma, ormai l'autonomia è avviata. Bloccare questo meccanismo potrebbe spaccare il motore del governo giallo-verde. Direi di andare avanti. Ovvio è che se non passasse l'autonomia è inevitabile che di difficoltà ce ne sarebbero, ma come potrebbe accadere se non passasse qualche altro grande progetto del contratto di governo. Dunque si va avanti con l'autonomia e il traguardo è fissato entro quest'anno. Il 2019 sarà caratterizzato e ricordato come l'anno dell'autonomia. Eviterei di dare date perché poi le date non competono a me, visto e considerato che poi c'è una discussione da mettere in piedi in Parlamento, ma nel bene o nel male ne verremo fuori da questa partita, assolutamente ne verremo fuori.